serata è andata bene perché il pubblico è rimasto fino alla fine, questo è il primo segnale, non solo per bere un bicchiere a fine serata, ma soprattutto perché avevamo degli interlocutori molto qualificati, quindi io credo che la gente, uscendo da questa stanza, sa di cosa stiamo parlando e che sia per il sì o per il no, comunque avrà un voto consapevole, perché le esperienze che sono state portate erano anche variegate, esperienze che sono arrivate alla fine, qualcuno che sta partendo e qualcuno che ha già realizzato portando proprio l'esperienza sua e quindi tutti i benefici che ne ha tratto da queste esperienze. Quindi una serata molto interessante, molto utile, credo che sia un metodo molto buono questo per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione, che è questo mostro strano che a volte capisce poco e forse anche a ragione lo capisce poco. Com'è andata? Noi ci abbiamo provato nel 2013 in 3 comuni, dopo che la nostra storia ci vedeva uniti fino al 1946. Poi è arrivata la Repubblica Italiana e da noi, anziché discutere fra Repubblica e monarchia, si è deciso di dividere di nuovo i comuni. Dopo tanti anni abbiamo riprovato a unire le forze e purtroppo il comune di San Martino è un comune più piccolo, la popolazione in modo anche un po' pregiudiziale, nel senso, cioè senza avere una effettiva valutazione di quelle che erano le opportunità, ha deciso di no, quindi rispettando la volontà di quella comunità è saltato il primo referendum. Siccome ad Arzane e Valvasone il risultato invece era stato molto favorevole al mettere insieme le forze, abbiamo deciso nel giro di 10 mesi di riproporre il quesito referendario e siamo arrivati alla fusione a 2, facendo nascere il comune di Valvasone Arzane, il terzo comune fuso in Friuli Venezia Giulia, il primo della provincia di Pordenone. La gente di Valvasone Ardene mi pare proprio di sì, che sia soddisfatta, perché c'è una buona fetta della popolazione che paga meno tasse, e ci sono servizi migliori per tutti quanti e ci sentiamo sicuramente più forti, più sicuri di quello che è il nostro nuovo comune. E quelli di San Martino ci continuiamo a collaborare perché storicamente siamo sempre stati vicino e quindi continueremo a lavorare assieme a loro nella speranza che prima o poi anche loro comprendano che mettere assieme le forze è la strada per dare migliori servizi ai cittadini. Tante collaborazioni in essere fra i nostri 3 comuni oggi ci dicono che i tempi sono maturi e anche in quello che è la percezione, insomma, dei contatti che abbiamo con i cittadini è positiva. Poi naturalmente staremo a vedere, perché è corretto che chi andrà a votare decida qual è il futuro della sua comunità. Noi siamo 3 comuni abbastanza omogenei dal punto di vista delle dimensioni, siamo in un territorio che è assolutamente omogeneo perché siamo comuni rurali con grande vocazione agricola, residenziale, abbiamo delle zone artigianali seppur importanti, in particolare per il comune di Sedegliano e per una parte del polo chimico-farmaceutico di Meretto di Tomba, tutto sommato, insomma, rispetto ad altre zone del nostro medio Friuli anche di limitata entità. Però abbiamo assieme l'istituto comprensivo, abbiamo assieme una politica culturale che ormai portiamo avanti da anni all'interno del progetto integrato cultura, abbiamo tante associazioni che sono sovracomunali, come ad esempio l'associazione Armonie, dove ci sono centinaia di ragazzi del comune di Meretto, di Flaivano e di Sedegliano che ormai lavorano assieme, insomma, su tanti fronti, e quindi c'è proprio un substrato culturale e sociale che ci unisce. Dall'altra poi c'è la consapevolezza che comuni piccoli come i nostri oggi sono di fronte a una scelta, cioè la scelta di decidere se subire il cambiamento, se subire scelte di razionalizzazione che prima o poi inevitabilmente arriveranno dall'alto, o se invece interpretare questo cambiamento e dire quali noi vogliamo siano i percorsi per fare queste scelte. Allora in questo senso riteniamo, insomma, che oggi sia il caso di tirarsi sulle maniche, di azzardare, proprio di avere il coraggio, ecco, di operare queste scelte e di mettere i cittadini nelle condizioni di decidere. Ci siamo presi il tempo necessario, abbiamo sperimentato soprattutto in oltre 1 anno e mezzo quello che vuol dire lavorare assieme, abbiamo messo tutti i servizi comunali assieme, dall'ufficio tecnico ai tributi, alla parte amministrativa, finanziaria, sociale, quindi abbiamo toccato con mano proprio i benefici. Adesso staremo a vedere se saremo bravi a fare il prossimo passo.
ci siamo basati un po' anche in questa analisi nelle indicazioni che arrivano anche dai dati del Ministero dell'Interno, che ormai dai percorsi che sono stati fatti ci dice che i comuni con un maggior livello di efficienza e di efficacia anche nel rapporto proprio con i costi per abitante, per i benefici, insomma anche in termini proprio di tassazione, sono quelli che vanno dai 6 ai 10.000 abitanti. Noi in 3 arriveremo a 7.800 abitanti e quindi riteniamo insomma che questa sia una dimensione corretta. Però è evidente che ogni territorio ha i suoi percorsi, no? Noi abbiamo una dimensione appunto di paesi, di ruralità, Codroipo ha già una dimensione diversa di città. I comuni che sono limitrofi a Codroipo hanno un rapporto con Codroipo che è diverso da quello che abbiamo noi con Codroipo stesso piuttosto che fra di noi, quindi credo davvero che ognuno debba ragionare all'interno del proprio territorio e capire cosa è meglio per la propria comunità. Il comune di Rivignano Teora è nato il 1 gennaio del 2014 dalla fusione tra il comune di Rivignano e il comune di Teora ed è una dimostrazione di come si possa migliorare i servizi ai cittadini e spendere di meno, perché c'erano 2 enti, adesso ce n'è uno solo e quindi è un concetto abbastanza elementare: meno enti, meno spese, più enti, più spese. E questa riforma che adesso la Regione sciaguratamente sta proponendo invece va verso proprio la direzione delle maggiori spese, perché loro aumentano gli enti, non hanno eliminato nessun ente, ne hanno introdotti 18 nuove microprovince, enti inutili e costosi che non solo costeranno di più ma anche funzioneranno peggio, per cui è veramente una diciamo così monumento alla incapacità di trovare delle soluzioni utili ai cittadini. Evidentemente queste soluzioni sono utili a chi occuperà dei posti, ma non sono utili ai cittadini che pagheranno più tasse per gestire enti inutili e assolutamente farraginosi. E i cittadini del comune di Rivignano Teora, oltre ad aver avuto servizi in più perché abbiamo liberato risorse che abbiamo potuto impiegare appunto a loro favore, hanno avuto anche servizi migliori. Per esempio l'anagrafe, prima ce n'erano 2, ora ce n'è una sola e quell'anagrafe però è aperta molto tempo in più. Il sabato era un'esigenza dei nostri concittadini quella di tenere aperta l'anagrafe, ora siamo riusciti a tenerla aperta. Credo che il taglio che è stato dato questa sera sia il taglio perfetto per affrontare questa cosa. Perché non si parla sui generis ma si parla di esperienze già maturate, quindi chi ascolta è messo nelle condizioni di capire il perché del sì o il perché del no, soprattutto in base a quello che è stato realizzato, quindi meglio di così credo che non si possa fare.